I tempi in cui pensavamo che tanto qualcuno guadagnava per noi e poi noi dovevamo preoccuparci solo di spendere sono passati. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e aiutarsi tutti per rilavorare, per ricominciare a fare le cose. 400 milioni di investimenti negli ultimi anni da parte del Porto di Venezia stanno servendo e serviranno allo scopo, lo assicura il presidente Paolo Costa, che prevede uno sviluppo esponenziale dei traffici per lo scalo veneziano nel periodo a venire. In Italia non faremo più né acciaierie, non faremo più raffinazione di petrolio per motivi vari, perché non conviene e perché ambientalmente sono molto pesanti. Andiamo però al passo successivo, importiamo questi beni e o li lavoriamo qui o li distribuiamo. E nel caso se questo diventa un grande centro di distribuzione di prodotti chimici, significa che facciamo lavorare meglio la gente qui intorno. Venezia è nella posizione di sostituirsi ad Anversa come principale centro europeo della distribuzione di prodotti chimici, sostiene Costa. Questo significa, tra l'altro, costi di approvvigionamento più bassi per le aziende di trasformazione del Trevigiano e del Vicentino, permettendo loro di aumentare la produttività. La portualità è strategica, conferma l'assessore comunale Simone Venturini, per qualsiasi progetto di sviluppo economico della città. Venezia, Marghera, Malcontenta hanno un disperato bisogno di nuove produzioni. È chiaro che rispetto ad altri territori il nostro comune ha una facilità in più, ha un porto, delle banchine, un affaccio acque importantissimo. Se noi insieme al porto riusciamo a vincere la scommessa di fare di Venezia la porta dell'Oriente, anche attraverso la nuova apertura del canale di Suez e nuove opportunità che si stanno creando, saremo sicuramente in grado di offrire da qui a 10 anni nuove possibilità di lavoro ai nostri veneziani. È una sfida che dobbiamo cogliere e vuol dire investire sul sì e smetterla col no a tutti i costi.